Il mondo dello spettacolo, della cultura, dell'intrattenimento ha pagato e sta pagando un prezzo altissimo al coronavirus. Dal cinema al teatro, dalla lirica alla musica leggera, dal circo al balletto classico, le chiusure di primavera e le attuali rischiano di tradursi in un colpo mortale per parecchie attività di un settore quanto mai variegato, ma compatto nel manifestare il proprio disagio a Venezia, davanti all'ingresso del Consiglio regionale. Noi non siamo contro il DPCM perché capiamo le ragioni che spingono a una maggiore cautela visto come sta sviluppandosi il virus, però segnaliamo che c'è un mondo del lavoro dello spettacolo, della produzione culturale, che sono stati i primi a chiudere e saranno gli ultimi purtroppo a riaprire. Quindi servono ammortizzatori sociali veri per tutti quanti, generalizzati, soprattutto per i precari e gli intermittenti, e serve un piano di ripartenza per quando sarà finita questa pandemia. Assieme a Mauro Vianello della Fistel CISL ed Enrico De Giuli della Wilcom, Atalmi è stato ricevuto a Palazzo Ferrofini dal presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, dalla vicepresidente Francesca Zottis, alcuni capigruppo e dall'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari. Alla regione si chiede un piano di sostegni serio per il settore e di fare da tramite col governo. E oggi come oggi le condizioni per lavorare in sicurezza ci sono in queste realtà. I lavoratori che manifestano a Venezia non sono tutti uguali, non solo perché appartengono a categorie diverse, ma anche perché hanno inquadramenti contrattuali diversi, come avviene nei teatri, ad esempio, dove la crisi non è uguale per tutti. Abbiamo una parte di lavoratori che per tanti motivi sono abbastanza protetti dal punto di vista economico con la cassa integrazione, però c'è una stragrande maggioranza di lavoratori del nostro comparto che non hanno neanche la cassa integrazione. Sono tutti lavoratori serali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori intermittenti che lavorano solo quando ci sono gli spettacoli. Siamo senza lavoro! Non si può stare senza lavoro! Vogliamo lavorare! È nostro diritto! Nella prima parte dell'anno la Regione ha stanziato più di 3 milioni di euro di contributi distribuiti a 2.696 dipendenti e 419 lavoratori intermittenti, risorse che si sommano ai 35 milioni stanziati complessivamente per i comparti del turismo, della ristorazione e della cultura. Ma la strada da percorrere per uscire dalla crisi appare ancora lunga, alla luce di un futuro che si annuncia sempre più incerto.